d'ordine pubblico c'è sempre proposto un funzionario di turno con 2-3 squadre di ordine pubblico, per cui tra finanzieri, poliziotti, circa sempre quelle 30 persone, 30 per 40.000, è un 4.000, esatto. Un equilibrio, capite immediatamente, difficilissimo da tenere, perché dove prevale più che la forza, immagino, anche la capacità diplomatica del personale. Esatto. Viene chiesta una prestazione ulteriore rispetto, con tutto il rispetto, e li salutiamo perché magari ci ascoltano con l'auricolare nascosto, del fare il piantone davanti alla banca, ecco, per intenderci, ci vuole una capacità professionale di un certo tipo. Sì, c'erano i reparti mobili, i battaglioni della finanza o dei carabinieri per eventuali situazioni d'ordine pubblico che spesso e volentieri scaturivano in seguito magari al negativo nel rilascio del permesso per richiesta asilo politico. Insomma, infatti spesso il carabiniero è noto nelle cronache per delle rivolte che insomma erano abbastanza certo, esplosive, esatto, perché 4.000 su 40 capiscono subito. Non tutti 4.000 chiaramente, però bastava avere quelle 200-300 persone che insomma facevano una rivolta, cominciavano a dar fuoco un po' a tutto, tant'è vero più di una volta venivano bloccate le strade che andavano verso l'autostrada per Catania. Certamente, ecco, teniamolo lì, ecco, ho fatto questo focus per permettere all'ascoltatore di immaginare che cos'è il carabiniero, ma io volevo iniziare, se tu non vuoi aggiungere altro come presentazione iniziale, proprio dal momento in cui con il tuo lavoro, che non era un lavoro burocratico, adesso lo spiegheremo raccontando quello che facevi, a un certo punto ti ritrovi ad accogliere una nave di 1.200 persone. Esatto, saltando al carabiniero, poi noi siamo stati impiegati questo ufficio, questa task force, proprio nei porti di sbarco, e nello specifico al porto di Pozzallo e di Augusta. Io personalmente racconto la mia esperienza personale, dove ho partecipato attivamente quindi allo sbarco di 1.200 persone il 1° giugno, al porto di Augusta, dove ahimè ve ne erano 66 con la scabbia e varie unità con TBC conclamata. Noi al momento, a differenza dei militari sulla nave che avevano le mascherine con il filtro modello 3, i guanti, gli occhiali, insomma l'assetto da guerra batteriologica può non essere fantasioso per l'ascoltatore che deve immaginare. Sì, tutte le tutele del caso. Noi della polizia, che ci trovavamo proprio a ridosso della nave, quindi sulla banchina, esattamente, noi avevamo una mascherina tipo estetista che non proteggeva da nulla, e impiegati in una situazione appunto lavorativa analoga a quella dei militari, perché spesso salivamo e scendevamo dalla nave, poi facevamo un primo foglio notizia, questo foglio notizia scrivendo appunto le generalità della persona e scattando appunto una foto. E quindi queste persone poi passavano a fare una visita medica. Vi lascio immaginare che la visita medica durava 2-3 minuti. Allora, cosa possiamo vedere in 2-3 minuti? Se una persona aveva una malattia evidente, tipo una scabbia con le macchie rosse, una TBC conclamata, una febbre fortissima, il resto, tutto ciò che sta in incubazione, nulla. E quindi io, avendo partecipato in questo sbarco, perché di 1.200 persone, quindi si tratta di essere stati impiegati una giornata intera, e ho avuto paura di aver contratto qualcosa. All'epoca, io ora attualmente ho un bimbo di 9 mesi. All'epoca mio questo figlio... è un passaggio interessante, perché è la molla che fa scattare poi un impegno di tipo pubblico in te, Daniele, no? Ecco, infatti è interessante, te la lascio raccontare, perché dietro ogni divisa poi c'è un essere umano, no? Esattamente. E questo è quello che adesso parla, è proprio l'essere umano, e secondo me è un documento anche importante per guardare le divise con un altro occhio. Esatto, io quindi all'epoca avevo un bambino di 45 giorni, immaginate che adesso ho 44 anni, quindi la nascita di mio figlio è la cosa più importante della mia vita, voglio dire, mi ha cambiato la vita. Avendo il bambino di 45 giorni sono stato 20 giorni in missione, quindi ho avuto paura di aver contratto qualcosa e non mi sono assunto nessun tipo di responsabilità di riabbracciarlo, se non dopo aver fatto delle analisi generali e specifiche, e dopo aver avuto la certezza di non aver contratto nessun tipo di malattia sono andato a riabbracciare mio figlio. Premetto che esistono dei protocolli del Ministero dell'Interno, del Ministero della Salute, sull'esposizione a rischio e agenti biologici.
dove in sostanza non sono stati rispettati questi protocolli. Tra l'altro esistono anche delle circolari del 2002 e del 2009 a firma dell'ex capo della polizia e dell'ex direttore centrale di sanità della Polizia di Stato sul controllo tubercolare degli operatori a contatto con agenti biologici, insomma a rischio in questo senso, dove in alcune questure periferiche come Siracusa, come Catania, venivano fatti ogni 6 mesi questi controlli tubercolari. La Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere, che tra l'altro dà a disposizione direttive in tutto il territorio nazionale, non ci ha mai fatto nessun tipo di controllo. Premetto che noi non solo durante gli sbarchi ma anche al Cara di Mineo facevamo le famose interviste che duravano 20 minuti in una stanza chiusa senza nessun tipo di divisorio e di protezione, in quel con caso neanche la mascherina. Esatto, Evidente, quindi diciamo. continua queste interviste di 20 minuti che tra l'altro insomma facevamo un po' delle domande con l'interprete madrelingua dove riusciamo a risalire a tutta la storia della persona del migrante, poi veniva compilato. Ecco, adesso arriviamo alle interviste, volevo solo fermare un attimo ancora il discorso, perché il paradosso è che questi immigrati che arrivano non fanno di fatto nessuna quarantena. La quarantena ti sei trovata a farlo tu. Esatto, di fatto la quarantena l'ho fatto io perché io sono stato 20 giorni in missione, poi una decina di giorni, sai, ho avuto insomma un po' una situazione di paura, no? Certo, un bambino di 45 giorni. Io mio figlio è nato a Bergamo, quindi io stavo lavorando in Sicilia, poi sono tornato a Roma prima, ho fatto tutti gli accertamenti sanitari privatamente perché in quel momento diciamo la mia amministrazione non ha fatto nulla in questo senso privatamente, poi dopo aver appunto, ripeto, avete scongiurato di non aver contratto nessun tipo di malattia, sono andato a riabbracciare mio figlio. 40 giorni solo. Esatto, quindi io diciamo ho avuto una grossa rabbia e per questo appunto devo denunciare, la gente deve sapere. Ho ricoperto questo incarico sindacale e pubblicamente ringrazio voi della Lega Nord, Radio Padania e in questo caso appunto Te Marco che mi date questa opportunità di denunciare pubblicamente queste gravi negligenze, perché in questo c'è una scala sicuramente gerarchica di responsabilità dove a quanto pare tutto messo a tacere, non si sa nulla e nessuno diciamo ha risposto di queste gravi negligenze. Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare l'onorevole Nicola Molteni che su questo caso ha fatto un'interrogazione parlamentare e il 25 di luglio a cui il ministro Alfano deve ancora rispondere. Ripeto, la cronologia è stato 1 giugno i fatti, poi tra l'altro noi rientrando in ufficio il 2 di luglio abbiamo fatto una richiesta di essere sottoposti ad accertamenti sanitari. Stranamente 2 giorni dopo il capo della polizia emette una circolare in tutta Italia di sottoporre a test tubercolare, quindi ribadendo le circolari già esistenti del 2002 e del 2009, tutto il personale di polizia a contatto con flussi migranti, diciamo, flussi migratori. E a noi il 23 di luglio ci sottopongono a test tubercolare. Da allora questo ufficio, questa task force è stata demansionata, fermata negli uffici burocratici di Roma senza più svolgere nessun tipo di servizio operativo. A voi lascio immaginare cos'è? Una ritorsione? Forse a qualcuno ha dato fastidio, però c'è un dato ulteriore, queste sono considerazioni che poi l'ascoltatore fa nella sua indipendenza se questo dimensionamento è dovuto e causale a questa strana coincidenza di dati. Un dato invece oggettivo è che tu sappia, non ci sono cifre, ma ci sono stati dei poliziotti positivi. Esatto, al test per la sì, TBC. Sicuramente ci sono stati dei poliziotti con TBC latente, nel senso sono risultati positivi al test di Mantù, però quello nella popolazione diciamo se non sbaglio un 10% è normale, 10-15% la positività al test di Mantù, però questo test di Mantù va seguito un RX toracica per vedere se ci sono dei segni a livello polmonare e successivamente il quantiferon, un prelievo del sangue per vedere il livello di contagiosità e se c'è contagiosità. So che dei colleghi in tutta Italia sono risultati positivi anche al quantiferon, quindi di fatto hanno una TBC latente. TBC latente significa che come si abbassano le difese immunitarie, c'è un deperimento, così è un po' come l'herpes, no? Quindi questo virus può aggredire, quindi di fatto è un'invalidità vera e propria. E questo è un dato di fatto. Esatto. Poi quello mi interessa, no? Sempre toccare i dati di fatto, poi le opinioni alle volte vengono da sé. Torniamo alla Cara di Mineo, visto che abbiamo 5 minuti prima della pubblicità, poi parleremo ampiamente dei fotosegnalamenti, che sono 2 argomenti correlati. Facevate queste interviste a tutti questi immigrati in cui con l'interprete chiedevate a ciascuno di loro la storia. Esatto.
Qual è il profilo medio dell'immigrato che viene fuori? Beh, considera che intervistivamo immigrati dall'Africa subsahariana, insomma, gente che veniva dal Ghana, dalla Sierra Leone, dalla Nigeria, dal Niger, dal Senegal, tante al Pakistan, Siria. E quello generale era comunque sia che ognuno, in base alla territorialità da dove partivano, affrontavano tutta una serie di stati, attraversavano una serie di stati fino ad arrivare alla Libia. Poi dalla Libia qualcuno più o meno permaneva un periodo lungo, facendo anche dei lavori spesso e volentieri, e poi come aveva l'opportunità a imbarcarsi per arrivare sulle coste italiane. Ovviamente nella situazione attuale la Libia insomma è un po' nel caos, quindi è molto più facile, cosa ben diversa rispetto a una volta dove c'era una dittatura, ahimè purtroppo, però da una parte conteneva questi flussi migratori. E quindi cosa succede? Che dalle interviste che facevamo, tramite appunto degli interpreti madrelingua, queste persone ci dichiaravano che inizialmente questi viaggi diciamo della speranza, tra virgolette, che vengono denominati così in gergo comune, avevano dei costi che erano molto più elevati rispetto all'attualità dell'intervista con la missione Mare Nostrum, perché di fatto la missione Mare Nostrum con le navi militari andavano a prenderli molto vicino alle coste libiche. Questo ha abbassato il prezzo del viaggio. Sicuramente da 8 a... Si parlava, io facciamo queste domande in maniera diciamo non informale, così certo. Con gli interpreti 7-8 mila, addirittura gente poi veniva con 2-3 mila euro, da quello che ci raccontavano, insomma, $3.000, scusa. Anche perché con il fatto che la Marina Militare li andava a pescare oltre 7 miglia entro... Sì, a 7 miglia delle coste libiche, la missione Mare Nostrum. Poi chiaramente con Triton le cose un po' sono cambiate, perché da quello che si dice, insomma, chiaramente c'è il contenimento a 30 km, qualcosa del genere così, però insomma cosa ben diversa in quanto è diventata europea la missione, anche se da quello che so permane ancora la missione Mare Nostrum. Ripeto, insomma stanno andando di pari passo. La filiera è sempre quella. Dopo la pubblicità parleremo poi del giro d'affari che c'è dietro la missione Mare Nostrum e dei fotosegnalamenti. Chiudiamo restando invece su questo discorso dei viaggi, dei 8.000 diventati 2.000 euro, che c'è stato, sempre notizie informali però colte sul posto, un cambio di politica aziendale anche da parte degli stessi trafficanti di uomini, che quando il viaggio costava 8.000 euro e non c'era Mare Nostrum dovevano prendere uno scafista che comunque era uno dei loro, della banda, doveva portare gli immigrati fino alla riva e tornare indietro con tutti i rischi del caso. Con l'operazione Mare Nostrum lo scafista è diventato sempre meno necessario e questo ha abbassato ovviamente il prezzo, perché venivano mandati direttamente, si prendeva uno di quelli, gli si abbassava il prezzo ancora e diceva guarda accendi così, vai dritto e ti beccano. È vera questa? Beh, sì, sicuramente è stato la missione Mare Nostrum, obiettivamente ha agevolato questi sbarchi, infatti sono aumentati notevolmente e sono diminuiti anche i rischi per loro, in quanto appunto le navi militari si avvicinavano sempre di più alle coste libiche, quindi il rischio e i costi diminuivano, quindi il rischio di conseguenza sì, che poi ogni tanto, per carità, bisogna anche levare dei veli di ipocrisia in questo, no? Ogni tanto l'informazione ci dice sì, sono stati arrestati degli scafisti, sì, ho capito, ma quante altre persone non sono state arrestate e di quanto sono aumentate? Sicuramente è stato un incentivo, come per dire venite, è tutto più facile. E questo certamente, se aggiungiamo il fatto che in questo momento nella Cirenaica è stato proclamato un altro califfato e i porti da cui si parte sono principalmente dislocati lì, perché il fronte di guerra libico in questo momento è spostato nella zona di Tripoli, quindi i porti sicuri sono proprio nella zona del califfato. Capite bene come i finanziamenti di questi viaggi, questi migliaia di dollari, dove siano finiti in quali tasche e in quale modo ci ritorneranno. Adesso però dobbiamo parlare di altri migliaia di dollari, quelli che Radio Padania incassa con la pubblicità, e quindi mandiamo la pubblicità e dopodiché il giornale radio, ma poi torniamo qui in diretta con Daniele Conturci e con voi a parlare di immigrazione di Mare Nostrum da dentro. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22